Con il sindaco di Padru, Antonio Satta, ospite di questa presentazione di una lista che qui a Sassari aspettano in tanti, un ritorno in campo di un ex amministratore supportato da tanti amministratori. Sì, noi abbiamo fatto una scelta molto ponderata, guardando l'interesse della città, come si conviene a una formazione politica di centro che guarda quelli che sono gli interessi, non si guardano le etichette. Noi abbiamo trovato e troviamo in Ani Campus un sindaco davvero adeguato alla situazione di una città come Sassari, che ha tanto bisogno di risolvere molti problemi, anche perché è il riferimento di una grande provincia come quella di Sassari, che io ho avuto l'onore anche di amministrare, ho avuto l'onore anche di seguire sul piano politico, avendo fatto anche il segretario provinciale della DC, con Siga e con Giacomo, quindi questo è per me venire a Sassari e venire a casa mia. E allora io auspico che davvero intorno a Ani Campus si crei un consenso che va al di là delle sigle, perché noi stiamo scegliendo l'uomo che può guidare una grande coalizione per governare nel migliore dei modi la città, il comune, quindi il comune che è il riferimento dei cittadini. Io ho sempre detto, anche quando ero assessore regionale e come parlamentare, che la regione deve essere ente di indirizzo, di controllo, di programmazione e di controllo. Le risorse vanno date agli enti locali, ai comuni, perché la gente è lì che va a bussare per mettere al corrente degli amministratori i propri bisogni e i propri problemi, e il comune deve avere le risorse per poter dare le risposte e non avere invece gli assessori che decidono a chi dare e a chi non dare i finanziamenti. Allora questo è un impegno da parte di una coalizione che la pensa in questa maniera. Noi su questa linea ci muoviamo, siamo fieramente orgogliosi di sostenere Nanni e speriamo di poterlo coronare nuovamente sindaco della città di Sassari. Ricette semplici, ricette che vanno al di là della solita demagogia, poche promesse con un programma mirato a quella che è una sorta di ripartenza, anche perché poi Sassari rappresenterebbe nell'immaginario collettivo anche quello che può essere il punto di riferimento per una città metropolitana vera. Certo, ma infatti è questo, cioè questo punto serve davvero gente che sia concreta, che sa stare con la gente, dai giovani, agli anziani, a coloro che hanno più bisogno, ai disoccupati, a coloro quali rappresentano anche la cultura, per esempio, quindi che c'è bisogno, una città che ha sede di una grande università, che potesse essere ancora un faro nella cultura della Sardegna addirittura, no? Per la sua tradizione. E allora io sono convinto che Ani Campus, che ha fatto il sindaco davvero bene, debba tornare perché la città lo vuole e noi siamo con la città che vuole questo.